Migliorano le condizioni dei 4 operai rimasti feriti nel crollo di un solaio all'ex caserma Pepe di San Nicolò al Lido di Venezia. Per il paziente ricoverato al Civile dei Santi Giovanni e Paolo, in centro storico, è stata già sciolta la prognosi da parte dei sanitari e a breve, nei prossimi giorni, potrebbe essere dimesso. Per i pazienti ricoverati all'Angelo di Mestre restano in rianimazione, ma non sarebbero in pericolo di vita, con condizioni in miglioramento. Nei prossimi giorni si andrà verso uno scioglimento della prognosi che resta riservata al momento per loro due e anche per l'operaio più grave ricoverato a Treviso. Si tratta di operai dell'impresa Costruzioni Iannini dell'Aquila. Il primo lotto dei lavori, propedeutici al cantiere, si era già concluso. Quando si è verificato il crollo nelle scorse ore non c'erano lavori in corso, ma bensì un sopralluogo, in vista della seconda parte più impegnativa dei lavori, che appunto è più consistente e dovrebbe iniziare in autunno verso ottobre. Quindi quanto successo non dovrebbe rallentare l'esecuzione del cronoprogramma dei lavori. Il cantiere è promosso dall'Università Ca' Foscari, che anche in mattinata ha ribadito la propria vicinanza ai feriti in una nota. L'impresa in cantiere aveva tutti i dispositivi di sicurezza regolarmente indossati e in ordine, e anche questo ha, molto probabilmente, evitato quella che poteva essere una strage con conseguenze ben peggiori. La CGIL del Veneto, dal canto suo, in una nota ha parlato di un aprile nero per quanto riguarda le cadute dei tetti e la sicurezza degli operai, ribadendo l'urgenza di investire sulla sicurezza. Il progetto alla Pepe è molto ambizioso e continua. La riqualificazione dell'ex caserma Pepe, che diventerà uno studentato, ma proprio per tutto il nord Lido, che rivitalizzerà insieme con l'ex ospedale al mare, Gottardo, eccetera, un'area importante della nostra isola.